Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. È stata una serata per riflettere sulla violenza di genere, in occasione del 25 novembre in Sala Eracle a Portoviro. Presenti il primo cittadino Valeria Mantovan e l'assessore alle pari opportunità Alessia Tessarin. La parola è poi passata al presidente del Consiglio Comunale Stefano Permunian, all'avvocato Monica Mischiatti dell'associazione Alto di Terra e sportello SOS Donna, che gestiscono le emergenze legate alla violenza di genere in tutto il territorio polesano. Successivamente è stato dato spazio all'autrice Antonella Bertoli, che ha presentato il suo libro Le Boie, dove si racconta la rivolta bracciantile, per lo più femminile, che oltre un secolo fa divampò a Pezzoli di Celegnano, per poi coinvolgere tutto il mondo agricolo da Treviso a Mantova. Da sempre il 25 novembre è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Complimenti a Portoviro per questa iniziativa. Dunque, sappiamo che le cronache di mezzo mondo ormai quasi tutti i giorni ci parlano di atti di violenza, di femminicidi nei confronti delle donne. Spesso poi la violenza avviene proprio all'interno delle mura domestiche, da parte di persone che la vittima conosceva o pensava di conoscere, da parte di familiari, di conviventi, da persone alle quali magari la vittima aveva dato il proprio amore o la propria fiducia. In questo senso è per me inevitabile oggi ricordare la giovane diciottenne Saman Abbas, che purtroppo ha perso la vita perché non voleva rassegnarsi ad un matrimonio combinato ed è stata uccisa dalla propria famiglia, uccisa e smembrata. In questi giorni, mi viene da dire fortunatamente, ma di fortunato servirà poco, il suo corpo è stato ritrovato e quindi si potrà almeno dare pace alla sua salma. Nel 2023 vi ricordo che si può morire al mondo anche solo perché una donna scopre una propria ciocca di capelli. E qui, se fino a qui ho citato dei paesi che con l'Europa hanno gran poco che spartire o comunque hanno delle culture diverse che potremo, non dico giustificare, ma sappiamo che c'è appunto questo tipo di problematica culturale, voglio ricordare che in Europa le cose non vanno meglio, perché in Europa purtroppo muore una donna con una media di 4 al giorno di donne, in pratica una ogni 6 ore. Vuol dire che in Italia e in Europa ogni 6 ore viene uccisa, viene commesso un femminicidio.